Buona domenica da Sicilia 24, le principali notizie. Nella chiesa delle Anime Sante di Misilmeri la camera ardente per Sara Campanella, centinaia di persone in lacrime si stringono attorno ai familiari della studentessa uccisa a coltellate da Stefano Argentino. Dei 5 colpi inferti a Sara, 3 quelli mortali. In carcere il suo assassino rifiuta il cibo e minaccia il suicidio. Arriva Pasqua e torna il caro voli, prezzi dei biglietti alle stelle per chi vuole tornare in Sicilia. Le istituzioni sembrano aver alzato bandiera bianca. Gestione del CARA di Mineo, dopo 10 anni di processo arriva la prescrizione per il deputato di Forza Italia Giuseppe Castiglione, all'epoca soggetto attuatore del centro d'accoglienza dei migranti. Le eccellenze di Sicilia al Vinitali, presenti oltre 100 cantine per promuovere tradizione e innovazione. Schifani, qui per incoraggiare i produttori, lavoreremo per fronteggiare i dazi. A Catania, al Teatro Massimo Bellini, il Gran Ballo del Gattopardo. Sulle note degli storici valzer, oltre 100 danzatori in costume d'epoca. Calcio, il Palermo alle 15 ospita il Sassuolo per tentare la grande impresa. Dionisi punta sulla formazione che ha vinto a Salerno. Serie C, il big match Catania-Avellino stasera al Massimino con le 2 squadre in grande forma. Toscano, siamo pronti. Obiettivo salvezza per il Messina in trasferta. Il Trapani vince 2-0 al Latina. Buona domenica, la cronaca ci porta a Misilmeri in apertura, è un paese in fila per rendere omaggio a Sara, dove a Misilmeri è stata aperta la camera ardente per la studentessa uccisa da un collega. Domani ci saranno i funerali, molte le lacrime, tantissime le persone che vogliono far sentire la loro vicinanza alla famiglia di Sara. Sentiamo Marco Gullà. Lei ha lavorato con noi nella mia scuola. Abbiamo una bella amicizia con la maestra Cetti e conosceva anche Sara, il marito, tutta la famiglia. La bara bianca di Sara Campanella ha varcato il sagrato della chiesa delle Anime Sante a Misilmeri tra le lacrime e un lungo, commosso applauso. Una piazza gremita ha accolto in silenzio e poi in un unico gesto corale il feretro della giovane universitaria uccisa lunedì scorso a Messina dal collega Stefano Argentino. Adesso i giorni del silenzio. Io mi auguro che tutta questa partecipazione e clamore continui anche nella fase processuale, perché ovviamente non si chiede la vendetta, ma la giustizia sì per Sara. L'auto con il feretro ha attraversato via Nazionale fino a Piazza Comitato, cuore del paese, dove centinaia di persone si sono riunite fin dalle prime ore del mattino. Io non la conoscevo Sara, però al posto di Sara potevo esserci io. Sara è ognuno di noi, Sara rappresenta tutti e io vivo fuori, so cosa significa farcela da soli e credere di potercela fare da soli, ma a volte bisogna chiedere aiuto. Sara pensava di poter gestire questa situazione e bisogna credere di poterlo fare. Questa vita deve darcela questa possibilità. Domani funerali alle 11 che saranno officiati da Monsignor Corrado Lorefice, l'ultimo saluto ad una ragazza che doveva ancora scrivere tutte le pagine più belle della sua vita. Ho i figli anch'io e non ci posso credere a una tragedia immane. E intanto prosegue l'inchiesta, sono stati 5 i colpi che hanno raggiunto Sara Campanella, 3 quelli più rilevanti ed è questo l'esito dell'autopsia che è stata eseguita sul corpo della ragazza. Intanto Stefano Argentino, in carcere per l'omicidio di Sara, rifiuta il cibo e manifesta sempre l'intenzione di suicidarsi. Francesco Triolo. Sono arrivati i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Sara Campanella eseguita venerdì all'obitorio del Policlinico di Messina dal medico legale Elvira Ventura Spagnolo. 3 i colpi più rilevanti dei 5 inferti alla ragazza con una lama, quello mortale alla gola. Si attendono adesso i rilievi sul coltellino trovato dai carabinieri nei pressi del luogo dell'aggressione, rinvenuto a circa 150 metri dal luogo in cui Sara è stata aggredita.
Da verificare se si tratti del coltello con il quale Stefano Argentino, il 27enne di nota accusato della morte di Sara adesso in carcere, ha colpito la ragazza. Stefano Argentino intanto, racconta l'avvocato Stefano Andolina, che insieme alla collega Rossella Campisi assiste il giovane, è in condizioni psicologiche critiche, da giorni rifiuta cibo e acqua e manifesta l'intenzione di togliersi la vita. È profondamente scosso, non parla quasi mai, è chiuso in se stesso e ribadisce la volontà di farla finita. La polizia penitenziaria ha chiesto ai suoi legali di convincerlo a nutrirsi. I carabinieri di Taormina hanno arrestato un 30enne a Giardini Naxos per aver violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre, che l'aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Più volte infatti l'aveva minacciata anche con armi bianche per ottenere denaro per acquistare della droga. Cambiamo argomento, arriva Pasqua e torna il caro voli, i prezzi dei biglietti sono alle stelle e le istituzioni che sembrano aver alzato bandiera bianca cercano dei rimedi, ma rimedi ce ne sono veramente ben pochi. Manlio Viola. Non solo caro voli. A Pasqua tornare in Sicilia per chi vive nel nord Italia sarà un salasso, anche se decide di usare mezzi meno veloci e comodi come treni e bus. Lo denuncia il report di Asso Utenti, che ha preso in esame un viaggio dal venerdì santo al martedì seguente, Pasqua, quindi dal 18 al 22 aprile, in base alle possibilità di ferie della maggior parte dei lavoratori italiani. L'aereo resta il mezzo più caro, con una punta di 518 euro a persona per volare da Linate a Catania andata e ritorno. Non va molto meglio se la destinazione è Palermo, con un costo di 499 euro. Costa un po' meno partire da altri aeroporti come Genova o Torino, ma il biglietto supera comunque le 400 euro. Guardando ai treni, il costo medio del biglietto nel periodo di Pasqua è del doppio rispetto al resto dell'anno, a causa del riempimento dei posti a costo minore. Chi prenota oggi è costretto a scegliere prima classe o tariffe comunque più elevate. Molto più contenuti i costi dei pullman, ma con un incremento di circa il 30% sulle corse aggiuntive speciali, le uniche prenotabili ormai. È attivo comunque lo sconto regionale, i siciliani possono chiedere un rimborso del 25% del prezzo del biglietto aereo, ma questa misura durante le feste appare come un pannicello caldo. Le istituzioni sembrano aver gettato la spugna dopo aver provato un po' di tutto. Ultima dimostrazione il successo della nuova edizione del Sicilia Express, il treno speciale da Torino a Palermo organizzato da FS Treni Turistici e Regione Siciliana. 560 biglietti venduti, tutti in un'ora. E lunedì 7 si replica con un secondo convoglio misto. Chi riuscirà a prendere quel biglietto però farà metà percorso in treno, l'altra metà in nave. L'inchiesta sulla gestione del CARA di Mineo, dopo un processo lungo 10 anni, è arrivata alla prescrizione per il deputato di Forza Italia Giuseppe Castiglione. All'epoca era il soggetto attuatore del centro d'accoglienza dei migranti più grande d'Europa. Orazio Longo. Felice ma amareggiato, Giuseppe Castiglione, già ex presidente della provincia di Catania, attualmente deputato a Roma, racconta così la lunga storia giudiziaria che si è conclusa con la prescrizione per i fatti relativi alla gestione del CARA di Mineo, il centro di accoglienza migranti più grande d'Europa, poi chiuso da Salvini nel 2019. Ad interessare gli inquirenti era stata la gara d'appalto per quasi 100 milioni di euro relativa alla gestione dei servizi fra il 2011 e il 2014, ma non solo turbativa d'asta, anche corruzione elettorale tra i reati ipotizzati nelle contestazioni al parlamentare, che nel 2017 chiese il giudizio immediato al fine di poter chiudere il capitolo giudiziario nel minor tempo possibile. Avevo chiesto il giudizio immediato, significa avere un processo che potesse accertare la verità. Tutto questo non è stato possibile, sono passati 11 anni, oggi la sentenza di prescrizione, io però impugnerò questa sentenza di prescrizione perché voglio che venga fatta piena luce sul mio operato, sulla mia condotta, sulla mia trasparenza nell'agire politico e soprattutto nella gestione del CARA di Mineo. Nel 2023 era arrivata la prescrizione per il filone d'inchiesta sulla turbativa d'asta, ora è arrivata anche per la corruzione finalizzata al reperimento dei voti. La sentenza è stata emessa dalla terza sezione penale del Tribunale di Catania. Sono ripresi gli sbarchi di migranti a Lampedusa. 70 migranti, fra cui 2 donne, sono riusciti ad arrivare da soli però fino all'isola e sono sbarcati sugli scogli di Cala Galera. 15 di loro, nell'abbandonare la barca partita da Zuara in Libia, si sono feriti e sono stati portati al poliambulatorio dell'isola. Nessuno è in gravi condizioni e i medici stanno in questo momento medicando escoriazioni e tagli provocati dalla caduta sulle rocce. E si finge dipendente dell'Enel e truffa un anziano. I carabinieri di Catania hanno denunciato un detenuto già noto alle forze dell'ordine. Orazio Longo.
Adesso c'è la truffa dell'Enel, così un 45enne originario di Melilli nel Siracusano è riuscito non solo a farsi consegnare 1.000 euro in contanti, ma fotografando la carta d'identità del malcapitato si era messo anche a prenotare B&B a nome della vittima. A farne le spese un 84enne catanese. L'indagine ha preso avvio dopo la denuncia presentata dall'anziano che ha raccontato di essere stato raggirato da un individuo che si era presentato alla sua porta qualificandosi come operatore dell'Enel, ma ovviamente l'Enel non c'entrava nulla. Il truffatore, spacciandosi per un incaricato della compagnia elettrica, aveva convinto l'uomo dell'esistenza di presunte bollette non saldate, sostenendo che in assenza di un pagamento immediato si sarebbe proceduto al distacco della fornitura. Ingannato, l'anziano ha consegnato oltre 1.000 euro in contanti, ma non contento, il malvivente, con il pretesto di dover visionare un documento, fotografava la carta d'identità della vittima per poi utilizzarla per prenotare un alloggio in un B&B di via Plebiscito, intestandolo proprio al lignano pensionato. Per rintracciare il malfattore, i carabinieri hanno visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e grazie alle dichiarazioni rese dalla vittima e dai testimoni individuati durante gli accertamenti sono arrivati all'identificazione. L'uomo, attualmente detenuto per altra causa, è accusato di truffa aggravata e dell'indebito utilizzo di dati personali. Si è aperto oggi a Verona il Vinitaly, il più importante salone internazionale dedicato al vino. A tagliare il nastro del padiglione della Sicilia il presidente della regione Renato Schifani con l'assessore all'agricoltura Salvatore Barbagallo. Sono oltre 100 le aziende siciliane presenti. Schifani ha incoraggiato i produttori promettendo impegno per fronteggiare i dazi imposti da Trump, ma sentiamolo. Siamo qui anche per testimoniare una vicinanza e un impegno da parte del governo regionale al settore vitivinicolo e all'imparto agroalimentare che potrebbe essere il più colpito nel caso in cui i dazi del presidente Trump dovessero rallentare la nostra esportazione. Siamo qui per incoraggiare i nostri produttori, per dire che siamo con loro, non ci tireremo indietro, già stiamo studiando delle misure finanziarie che aiutino la commercializzazione del nostro prodotto fuori dagli Stati Uniti attraverso fiere, appuntamenti che finanzierà la stessa regione. E al Vinitaly la Sicilia porta tradizione e innovazione, la straordinaria capacità di valorizzare il territorio dell'isola. Sono 94 le aziende vinicole nel padiglione 2 e 28 quelle bio presenti nel padiglione a loro dedicato. Adesso ci colleghiamo con Gianni Giardina, che è un enologo, ispettore dell'Istituto regionale del vino e dell'olio in Sicilia, che quest'anno ha vinto il premio Angelo Betti e che è il coordinatore anche di tutti gli eventi. Grazie per essere qui con noi, intanto complimenti per questo prestigioso premio. Parliamo sicuramente dell'edizione di quest'anno. Grazie a voi, buongiorno a tutti gli spettatori. Sicuramente, dicevo, l'edizione di quest'anno è caratterizzata un po' dalla preoccupazione per questi dazi imposti da Trump. Già sappiamo che il mercato americano per quanto riguarda il nostro vino non è dei più semplici. Adesso con questi dazi abbiamo sentito Schifani che tranquillizza i produttori, ma insomma qual è il sentimento dei produttori in questo momento e cosa si può fare? Sì, i dazi diciamo che stanno preoccupando i produttori, ma preoccupano di più i produttori che fanno vini mediocri o vini medi. I produttori che fanno vini di altissima qualità già sanno che hanno una marcia in più rispetto agli altri e il fatto che aumenti il dazio è sempre un problema, ma è relativo. Io penso che la qualità dei vini siciliani possa fare superare questo handicap. Ormai la Sicilia enologica è riconosciuta in tutto il mondo, facciamo vini di altissima qualità e il consumatore è quello che è informato e sicuramente sarà disposto a pagare qualcosa in più. Certo, le cantine sociali magari avranno qualche problema in più perché devono svuotare i silos per dare la possibilità ai produttori di incamerare l'uva dell'annata quasi ormai imminente. Comunque la Sicilia enologica sta vivendo un momento molto particolare, la dimostrazione è appunto questo evento internazionale del Vinitaly. Noi abbiamo un palinsesto molto ricco di eventi, abbiamo iniziato stamattina col Catarratto che è il vitigno icona della Sicilia, il vitigno più coltivato, erano presenti oltre a degli enobisti anche molti giornalisti, molti operatori del settore. Abbiamo continuato con i vini di Giacomo Takis, in questi giorni abbiamo altre degustazioni importanti dedicate per esempio a vini biologici dove siamo leader a livello nazionale e europeo. Stiamo dimostrando che la Sicilia può fare qualsiasi tipologia
di vini, anche i vini spumanti che sono prodotti molto apprezzati dai consumatori, e poi ci sono le organizzazioni di categoria che sono presenti, che stanno cercando di far notare appunto i loro prodotti delle loro aziende aderenti sono prodotti di altissima qualità. Ci sono anche i vini dell'Etna che mietono successo anche quest'anno, e poi anche i vini di altre piccole zone. Ultimamente si stanno valorizzando i vitigni anche autoctoni, quelli diciamo non molto conosciuti, in primis il Nocera, e infatti a breve sarà costituito un'associazione che sta portando avanti un consorzio per il riconoscimento della DOC Nebrodi, quindi una viticoltura che si sposta all'interno e ci sta dando soddisfazione. Sì, oltretutto noi possiamo puntare su un territorio unico, almeno nella provincia etnea, che è quello dell'Etna, e certamente l'obiettivo è anche quello di guardare ad altri mercati. Tantissime le iniziative, come lei diceva, ce ne saranno altre nei prossimi giorni, ce ne vuole ricordare un paio? Sì, allora in particolare stiamo portando avanti come istituto i vini spumanti, che sono ormai diventati una realtà da noi, e poi ci sono anche produzioni collegate all'enologia, tipo anche i distillati, le grappe e le acqueviti, che sono una realtà non indifferente nella nostra regione. Quindi ci sono tantissimi appuntamenti legati un po' al fatto che la Sicilia quest'anno è regione europea della gastronomia, quindi ci saranno incontri dove ci sarà questo connubio vino-cibo, e aspettiamo molti visitatori. Siamo convinti che la Sicilia enologica farà parlare di sé anche in questa manifestazione importante internazionale. Grazie dottor Giardina, in bocca al lupo per tutto, in bocca al lupo a lei, Grazie, ma soprattutto ai produttori di vino siciliani. Siamo certi che sapranno far valere la bontà e la tecnologia dei nostri vitigni e delle nostre produzioni. Adesso andiamo a Catania. Detriti, chiodi, tubolari in ferro e legname nella spiaggetta nera di San Giovanni Licudi, e per un divieto di balneazioni quest'anno salterà il solarium di Piazza Europa. Tonino De Mana. Splende il sole su San Giovanni Licudi, ma la bellezza del salotto buono di Catania è offuscata. La prima domenica di aprile regala suggestioni e delusioni per chi ha deciso di trascorrerla nel caratteristico borgo, deturpato però da cataste di legname scaraventate sul litorale dalle mareggiate dei mesi scorsi. A distanza di tanto tempo la legna e quel che resta delle piattaforme dei due lidi privati è ancora in bella mostra e rappresenta un pericolo per gli amanti della tintarella e per i bambini che giocano tra i chiodi arrugginiti nella spiaggetta nera. La catasta di legname che vedete è stata raccolta da un privato, ma nessuno si è occupato e poi preoccupato di rimuoverla. Credo che sia una situazione che non debba più continuare così. Io invito l'amministrazione ad intervenire immediatamente. Nonostante le segnalazioni al comune, il litorale sotto Piazza Nettuno rimane una distesa di legname e tubolari in ferro. È rimasto tutto immutato, come si può vedere dalle immagini. Io confido nella capacità del sindaco di riuscire a mantenere l'impegno che ha assunto pubblicamente. Intanto si apprende che il solarium di Piazza Europa non si farà per colpa di un divieto di balneazione. Ne prende atto con un po' di stizza questo cittadino. Ci sarà divieto di balneazione. Anche. Così anche. E allora dove ce ne dobbiamo andare? Al comune in Piazza Duomo a fare il bagno. Ci saranno le spiagge libere della playa, fruibili dalla metà di maggio, il solarium del nautico e la passerella per l'entrata in acqua in sicurezza dei disabili a San Giovanni Licudi, dove però campeggia un divieto di balneazione in diverse lingue. Da qui l'ennesimo paradosso tipicamente catanese. Adesso facciamo una brevissima pausa e poi vedremo un ballo particolarissimo al Teatro Massimo Bellini, quello del Gattopardo. Restate con noi. Adesso a Siracusa, dove si è conclusa poco fa la bracciata collettiva, una notata per sensibilizzare sul tema dell'autismo. Francesco Aloi.
Portano un po' uno spirito di coesione, di partecipazione e anche di conoscenza di alcune tematiche e problematiche che altrimenti non sarebbero poi note alla maggior parte della popolazione. Dalle 7:30 di sabato alle 13:30 di domenica. Nel fine settimana della bracciata collettiva ci si tuffa in piscina per la maratona di sensibilizzazione per l'autismo. 30 ore di nuoto ininterrotto che organizza la TMA Gruppo Onlus con una duplice valenza. Da un lato quello di sensibilizzare il territorio un po' sui temi della disabilità e dell'autismo, e dall'altro quello di far sì che si possa fare una raccolta fondi. Qui siamo a Siracusa, unica città in Sicilia tra le 9 in tutta Italia. Una nuotata senza competizione e il rumore dell'acqua che sa di solidarietà. Già ho nuotato ieri, ho dato il mio contributo e ho voluto darlo anche oggi. Non ci si è fermati nemmeno durante la notte. Una maratona vera e propria che attrae sportivi da ogni parte dell'isola. Siamo pronti per scendere in vasca e partecipare a questo bellissimo evento per dare un contributo. È stato bellissimo, sono venute un sacco di persone da Catania, un sacco di persone di Siracusa, è stato molto bello. Tutto questo per dimostrare vicinanza alle persone speciali, la diversità vista non come un ostacolo, ma come una risorsa. Al Teatro Massimo Bellini di Catania il Gran Ballo del Gattopardo. Sulle note degli storici valzer si sono esibiti oltre 100 danzatori in costume d'epoca sotto la regia del coreografo Nino Graziano Luca. Sentiamo Simona Mazzone. La magia del Gattopardo abbraccia il Teatro Massimo Bellini di Catania sulle note più suggestive e affascinanti dei valzer o della mazurka. Torna la Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca con la 26esima edizione del Gran Ballo del Gattopardo. Oltre 100 danzatori in costume dell'Ottocento provenienti da tutta Italia e qualcuno anche dall'estero hanno danzato con passione e maestria. Grande insegnamento per il presente e il futuro a tutte le generazioni, a tutti i nostri giovanissimi, che imparino anche la cultura del ballo e del condividere con la propria fidanzata delle emozioni particolari, nel segno dell'amore, del rispetto e del volersi bene a 360 gradi. Nel corso dell'evento consegnati premi cultura indetti dalla Compagnia Nazionale di Danza Storica e momenti dedicati all'arte. I danzatori dal foyer si sono spostati in piazza, dove hanno coinvolto il pubblico presente. Sono arrivate quasi 500 richieste di partecipazione e a me faceva piacere dire grazie a tutti loro, dedicando questo momento inatteso in piazza in cui, come hai visto, oltre a ballar noi abbiamo anche coinvolto il pubblico. Grazie Catania, grazie Sicilia. Adesso una breve pausa e poi la pagina dedicata al calcio. A tra poco. Eccoci al calcio, alle 15 al Barbera Palermo-Sassuolo. Dionisi chiede un'impresa ai suoi. Neroverdi sono ormai virtualmente in Serie A. Dionisi potrebbe confermare la stessa formazione che ha vinto a Salerno. Marco Gulla. È il giorno di Palermo-Sassuolo e Alessio Dionisi ritrova il suo passato. Arriva la partita più difficile per la squadra rosanero contro la corazzata. Neroverde non sarà facile fare punti. Alle 15 al Barbera servirà una vera impresa. Non concedere a una squadra come Sassuolo è impossibile, ma non concedere in Serie B è impossibile. Dobbiamo concedere il meno possibile di squadra, perché individualmente i ragazzi fanno il massimo come volontà, ma di squadra però dal punto di vista difensivo e offensivo possiamo essere una squadra ancora più applicata, mantenendo le distanze. Dionisi dovrebbe confermare l'11 che ha vinto sul campo della Salernitana, anche se in stagione ha raramente seguito il principio della squadra che vince non si cambia. Verre torna dalla squalifica e potrebbe rappresentare l'unica novità rispetto all'ultima gara, ma sono ancora in corso alcune valutazioni. Eventualmente potrebbe essere confermato Segre assieme a Brunori, trequartista, e poi Giampalo.
Domani dovremmo essere bravi per ripeterci, perché potrebbe darsi che la partita possa essere un po' più come il secondo tempo, e dentro al secondo tempo noi dovremmo mantenere la nostra identità e dovremmo essere bravi, perché vediamo sicuramente una partita fatta bene, con un risultato positivo, ma è molto poco per quello che vogliamo. Al Balbera circa 23.000 spettatori, il Sassuolo, vincendo, potrebbe matematicamente festeggiare la Serie A, Spezia permettendo. E in Serie C il Catania va all'assalto della capolista Avellino, si divedono Inglese e Dalmonte, pubblico delle grandi occasioni al Massimino. L'appuntamento, ve lo ricordo, su Telecolor è a partire dalle 19. Tonino De Mano. Catania-Avellino è una sfida che non ha bisogno di presentazioni per il blasone delle due squadre e per quello che stanno facendo soprattutto nel girone di ritorno. Si riempie il Massimino che stasera farà registrare il pubblico delle grandi occasioni. Dopo 8 risultati utili consecutivi, il Catania, quinto, affronta l'Avellino, reduce da 7 vittorie di fila che, complici le esclusioni di Turris e Taranto, è balzato in testa al campionato. Irpini quindi che puntano alla promozione diretta, Etnei che invece vanno a caccia dei 3 punti per migliorare la posizione nella griglia dei playoff, con l'obiettivo di giocarli al meglio e possibilmente recuperando gli infortunati di lungo corso. Di solito si fanno frasi fatte, frasi di circostanze, lo dice che queste partite si preparano da sole, no, queste partite si preparano, le prepariamo noi, con la squadra, con l'attenzione, con la concentrazione, studiando bene la strategia di gara che vogliamo adottare, l'avversario, i pregi e i difetti, e siamo pronti per affrontarli. Si rivedono Inglese e Dalmonte, entrambi convocati ma che dovranno essere gestiti per evitare ricadute. La difesa potrà contare sul rientro di Di Gennaro. Quaini potrebbe avere la meglio su De Rosa a centrocampo, mentre in attacco De Paoli e Montalto si contendono una maglia con Gimenez e Lunetta alle spalle. Chi non sarà tra gli oltre 17.000 del Massimino potrà seguire la partita su Telecolor con diretta stadio, collegamenti dalle 19. Più di 3 ore live fino alle interviste ai protagonisti, differita integrale di Catania Avellino in esclusiva lunedì alle 22:15 dopo corner. Bene, è tutto, ci fermiamo qui per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona domenica.